17 marzo 2024, Cison di Valmarino. Eccoci poco sopra il bosco delle Penne Mozze, via per il bivacco Lof e cima del Col de Moi, e proviamo ad andare qui, sentiero d'asta, bivacco Lof. E da qui comincia il tratto attrezzato. Ed ecco, dopo 3/4 d'ora della partenza, siamo ricongiunti al sentiero Costa del Vent e adesso su di qua. Ed ecco, intersechiamo il sentiero 991, via verso il Lof, ultimo sforzo. Ed eccoci al rifugio di Lof. E la vista su Cison. Lasciamo il Lof, seguiamo il sentiero e facciamo questa deviazione qui, dove c'è già una bella processione per arrivare in cima. Eccoci in cresta e adesso direzione del Crodon del Gevero. E adesso via in cresta di qua per arrivare sulla prossima vetta lì, e dietro ci sarà il Col de Moi. Ed ecco qua, cima Vallon Scuro o Vallon Scuro lì. Cima Vallon Scuro. E noi dobbiamo andare là, lì Col de Moi. Queste sono le prese deserte da Cison, su per di qua abbiamo fatto questo. Lasciamo cima Vallon Scuro, andiamo verso Forcella Foran e dopo Col de Moi. Ed eccoci, Forcella Foran. Allora, in 50 minuti potremo arrivare a Napoli, ma noi ci basta arrivare al Col de Moi, mezz'ora, che è lassù.
Arrivati in cima ai Col de Moi, giusti prima di una foschia intensa, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso riscendiamo per la via di salita, rifacciamo la forcella Foran là sotto, poi la cresta del sentiero dell'Arco e scenderemo sentiero del Pissol e al parcheggio della partenza. Adesso deviazione di qua, sentiero dell'Arco. Scavallata del sentiero dell'Arco e di là lo schiaffetto e il ricongiungimento alla forcella del Diavolo che scende giù di là, fatta nel 2020. Noi invece continuiamo di qua per di qua e ci ricongiungiamo al sentiero del Pissol. Ed ecco l'Arco, spettacolo. Sul sentiero adesso del Pissol in direzione dell'omonima cascata. Ed ecco la cascata del Pissol. Termine dell'avventura, tornati al parcheggio sopra Cison. Grazie mille Leonardo per l'avventura, alla prossima!